La sua nomina aveva sollevato qualche polemica, ma Renato Poletti, originario di Belluno e nuovo componente del Consiglio della Procuratoria di San Marco a Venezia, guidato dal primo procuratore, l'avvocato trevigiano Bruno Barel, non si scompone e spiega. Sono cresciuto professionalmente i primi anni a Venezia e sono sceso a Roma nel 1987, quindi da là si interrompe la mia presenza lagunare. Ci torno volentieri. A 70 anni le sfide un po' preoccupano, un po' vanno accettate, si decide di accettarle e speri sempre di portarle a termine nella maniera migliore possibile. Dopo Paolo Chiaruttini e Chiara Boldrin, ecco Alberto Torsello, architetto veneziano, fautore di importanti recuperi in città, tra i quali quello della Scuola Grande della Misericordia. Motivo di orgoglio da veneziano di poter aiutare questa città grazie all'esperienza che hai maturato negli ultimi 40 anni di lavoro. Io naturalmente mi occuperò della parte tecnica, no? E la primissima cosa è quella di garantire che ci sia la continuità nelle maestranze. La cosa di cui io sono più preoccupato ovviamente è che mancano o si stanno assottigliando le competenze legate ad alcune discipline.